A Catania ci sono 8.000 soggetti che sono in condizioni di detenzione domiciliare, arresti domiciliari o obblighi vari. Queste 8.000 persone compongono una popolazione che a Catania è solo seconda a quella di Napoli. Significa dire che questi soggetti sono tutti quelli che commettono i reati che non superano una certa detenzione, quindi parliamo di scippatori, parliamo di chi fa furto in appartamenti, parliamo degli piccoli spacciatori di droga, parliamo di tutti questi soggetti che poi abitualmente evadono per andare a compiere lo stesso delitto. Infatti molti poliziotti e carabinieri si ritrovano sempre gli stessi soggetti ad essere catturati dopo magari aver perpetrato uno scippo o uno o più volte. Questo purtroppo è un sistema che non è voluto dai magistrati, questo è chiaro, che sia chiaro per tutti, ma è voluto dallo svuotacarceri, da quella famosa legge che immetteva immediatamente chi aveva una pena detentiva inferiore, mi pare ad anni 3, di essere rimesso subito in libertà o comunque messo in condizione di arresto domiciliare. Quindi si è cambiato anche la fisionomia degli arresti domiciliari, che una volta si dava solo a chi aveva bisogno effettivo di rimanere a casa per motivi di salute, per altri motivi, e quindi abbiamo aperto una popolazione carceraria all'esterno che non esegue, diciamo, le ordinative della magistratura e spesso va fuori a fare altri delitti.